Benvenuti a Super, siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi ragazzi, settimo episodio della carriera allenatore con il Napoli. Non mi voglio perdere in chiacchiere, ci sono tante cose che sono successe. Ringrazio i ragazzi che si stanno appassionando e mi stanno dando consigli nei commenti. Infatti vi ricordo #consiglio, mi consigliate quello che volete, insomma suggerimenti o cose anche durante le partite. Un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, arriviamo ad 11.200 iscritti e io vi lascio a questo big episodio. Allora ragazzuli, prima di cominciare questo ricco episodio, io volevo un attimo andare a sistemare un paio di situazioni per quanto riguarda i giocatori che tipo stanno in prestito. Allora, Simeone contatta per acquistare, offerta per il cartellino, gli facciamo un'offerta di 15.500.000, ok, sempre sparagna. Siamo soddisfatti dell'offerta per Simeone, è stato un piacere, affare fatto, tutto a posto. Andiamo da lui, guarda, si sta sempre aspettando, ma com'è possibile? Io gli dico ruolo importante anche se non l'ho ancora utilizzato, lo sappiamo. Poi per quanto riguarda invece la durata del contratto di 3 anni, mi sta bene perché comunque come vice Benzema mi piace Ciolito. Ignora clausola rescissoria. Per quanto riguarda invece lo stipendio attuale di Simeone è di 32.500, quindi noi facciamo 31.000. Bonus di ingaggio 370.000, presenze, ma perché mettete sempre sti fatti in mezzo? Allora mettiamo 25 e invece per quanto riguarda la somma 730.000. Modifica stipendio mettiamo 35,5. Madonna mia, guarda quanto odio quando mettono sti fatti in mezzo, mi dispiace, ma troppo. Il Messi si trova bene, quindi vorrebbe ridursi, c'è tutto accetta. Tutto a posto, ce l'abbiamo accattato finalmente a 15.500.000. Ottimo affare. Ok, adesso possiamo andare avanti. Eccoci qui, ci siamo. Big match. Vediamo contro la Roma cosa succederà. Difendo la città. Tequila e Guaraná. Ok, allora Benzema, Zielinski, Kvaratskhelia con Traoré dal primo al posto di Politano, Lobotka, Anguissa, Mario Rui, Saliba, Rachmani, Di Lorenzo. Ok, signore e signori, siamo pronti al big match di questa giornata di campionato, di questo nuovo episodio, la carriera allenatore Roma-Napoli. Fischio d'inizio, si parte amici. Qui palla per la Roma, che finta qui da parte dell'attaccante della Roma, qui Ebram davanti al portiere. Ebram 1-0 per la Roma dopo 7 minuti. Buco clamoroso da parte della difesa del Napoli, che qui poteva fare assolutamente di più. Viene mandato fuori dai giochi proprio il 22 Di Lorenzo. Ecco qui ancora il pallone recuperato da Lobotka, la palla dentro per Benzema. Golazo di Karim Benzema. Magari se non ripalloni da porta. Karim Benzema, Karim dei Dream, dice aspettate perché il Napoli non finisce mai. Palla ancora per Dybala, potrebbe arrivare alla conclusione. C'è Keylor Navas che dice no. Il pallone per Belotti che può arrivare alla conclusione. La palla dentro. Mamma mia, Keylor Navas a fare muro su Tammy Abraham. Qui ancora Mario Rui per Zielinski. Il pallone è buono per Karim dei Dream che può arrivare alla conclusione. Parata plastica di Rui Patricio sul quale finisce il primo tempo 1-1, squadra negli spogliatoi. Allora vediamo di fare qualche cambio perché ho visto un po' Mario Rui spingere poco, quindi mettiamo Olivera al suo posto e poi mettiamo Politano al posto di Traoré. Mamma mia, Saliba, che intervento veramente importante. E qui la palla per Zielinski davanti al portiere. Zielinski! Cosa si mangia? Non ci voglio credere, di esterno destro, mamma mia. Allora la Roma, attenzione alla Roma con Spinazzola, fa fuori Di Lorenzo, la palla ancora dentro, il tiro e arriva il gol. Gol sbagliato, gol subito. Gol sbagliato, gol subito. Qui ancora il pallone per Benzema che vede sulla corsa Politano, prende questo ottimo pallone, la mette dentro per Karim Benzema. Ancora lui, il tiro di Karim Benzema sempre di esterno. Mannaggia, perché non lo fai a giro sul secondo palo? Allora Lobotka, ora qui il pallone per Zielinski, è da solo, deve inventarsi qualcosa, lo in più di questo Napoli. Allora Anguissa dentro per Zielinski. Ottima la palla per Zielinski e arriva il pareggio 2-2. Che palla di Benzema, quella palla cantava. Ancora per Lobotka da solo, vede allora su quella fascia Olivera. Bella palla qui per Benzema che potrebbe arrivare alla conclusione. Che gol! Karim Dedri
Benzema e fa 3-2 il Napoli. Mamma mia come si gira questo attaccante in un fazzoletto e guardate lì mezzo a due, una rasoiata. Attenzione adesso a questa Roma che può far paura, ma recupera un altro pallone Zielinski, può ripartire ma preferisce andare dietro per Olivera. Di Lorenzo perde ancora tempo, Anghissà, ancora Di Lorenzo che la butta volutamente fuori e finisce qui la partita 3-2 signori. Una partita al cardiopalma, una partita bellissima che il Napoli si porta a casa e soprattutto se la porta dopo essere passato in svantaggio per ben 2 volte e dopo che la Roma ha attaccato sempre. Avanti amici. E ci siamo amici. La partita è contro l'Ajax, Napoli-Ajax. Ndombele al posto di Anghissà e voglio inserire Simeone dal primo al posto di Benzema. Voglio giocarmi questa carta. Stavolta metto Traoré al posto di Kvaratskhelia. Allora questa è la terza partita della fase a gironi. Il Napoli si sta comportando abbastanza bene. Napoli-Ajax con l'Ajax che batte il calcio d'inizio. Anghissà, mamma mia Ndombele che palla che dà qui per Zielinski sulla corsa. Mamma mia che pallone. Zielinski cerca qualcuno, poi va da solo Zielinski. Mamma mia che parata. Con Di Lorenzo che recupera un ottimo pallone e poi riparte qui Ndombele. Guardate qui per Politano, lo trova molto bene su quella fascia. Politano ha delle praterie adesso davanti da poter consumare. Guardate qui Politano che rientra molto bene sul suo mancino. La palla ancora dentro per Ndombele. La piazza ma il portiere ancora compie un'ottima parata. E questo è uno schema, chiama l'uomo. Guardate qui lo schema del Napoli per Lobotka. La palla dentro per Traoré a giro. Che golazo di Traoré. Mamma mia. Bruberry. Ancora lui, mamma mia, va a vuoto tutta la difesa del Napoli. Serve un intervento di Navas, la traversa. Dovrebbe chiuderla con un altro gol. La palla dentro per Politano. Altro big intervento del portiere. Zielinski dentro per Simeone. Guardate qui la palla di Zielinski di ritorno per Simeone che la fa saltare per terra. Interventone del portiere ancora una volta. E lui il migliore in campo dell'Ajax. Guardate qui invece Zielinski come la recupera. La palla ancora dentro per Simeone. Davanti al portiere una finta Simeone. Ma è impossibile. Voglio segnare a questo portiere. Ndombele dentro per Zielinski, lo vede molto bene la corrente Simeone e fa il suo primo gol alla sua prima apparizione in Champions, il ciolito Simeone. Allora la palla qui è recuperata da Lobotka ancora per Simeone, la palla dentro per Traoré, deviata ancora Traoré, ma è assurdo il portiere. Ancora calcio d'angolo per il Napoli, questa volta sempre corto per Politano è sulla sua mattonella col sinistro a giro. Allora la girata la volée di Simeone, cosa stava venendo fuori. Fischio all'inizio del secondo tempo. Qui ancora per Broberry, il più attivo dei suoi insieme al portiere Ocampos. La può mettere dentro, la mette sul primo palo, il tiro e rientra in partita l'Ajax, lo sapevo. Ecco qui ancora Traoré, fallaccio ai danni di Traoré. Ma come non è niente? Ma che giocaccio veramente. Buona ancora qui la palla centrale per Lobotka. Dentro Zielinski. Ancora qui Simeone. Che palla per Ndombele. No comment. Ce l'ho pure piazzata. Ancora qui riparte proprio lui, Mario Rui. Mario Rui. Ancora Rui. Mamma mia, va a vuoto Mario Rui. Attenzione qui, attenzione Mamma mia che pasticcio che stavo combinando. Mario Rui. Oh, ma è fallo! Ma assurdo, veramente, guarda, mi ha falciato. L'Ajax attacca ancora. L'Ajax fa fuori un avversario. Dall'altra parte siamo in ritardo. Attenzione a Bergwijn. Bella finta di corpo, la può mettere dentro. Attenzione. 2-2. Ma alla fine abbiamo subito gol. Stavamo giocando solo noi. Quel portiere di mi ha preso di tutto. È finita la partita, 2-2. Ma come sto yen frego. Ho giocato da solo, Poco spazio per Simeone, ma se l'ha fatto quanta partita. Poco spazio per Raspadori, questa sì. Poco spazio per Ndombele. Poco spazio per qualcun altro. Offerta per la nazionale, Stati Uniti. No, mannaggia, va. Come sta partita? Contro il Torino. Attacca Sanabria per Karamu, ancora Sanabria. Qui la difesa del Napoli sta per fare il primo pasticcio della partita. Tiro dopo 3 minuti e Navas fa buona guardia. Bella Mario Rui. Dai, mettici del tuo, bella palla dentro per Zielinski. Stai solo tu.
Ma oh, i portieri contro me, guarda. Allora, Zielinski, palla corta per Politano. La palla dentro per Rachmani. Mario Rui, Mario Rui! No, non ci credo. Veloce, dentro per Zielinski. Ancora Politano. La palla ancora per Zielinski. Stai da solo? Portiere, guarda, ancora un volo del portiere. Ancora Benzema, Benzema. Adesso che è fresco, può andare alla conclusione. Benzema, questa non la prendi, questa qui, di rabbia, di cattiveria, sotto l'incrocio per Benzema, per Politano. Politano se ne va, bella la palla, ancora Benzema, si gira dall'altra parte, Check Barra al volo di prima. Oh, incredibile il portiere. Oh, non lo so che già fa. La batte corto Politano, la palla dentro per Mario Rui, la palla resta lì. Benzema, altro pallone recuperato. Zielinski, la palla ancora dentro per Benzema, è da solo. Non ci credo. Politano è un assedio. Rachmani, la palla dentro. Benzema come l'ha presa questa? Ottima palla ancora recuperata qui da Saliba. Siamo superiori nettamente, con Benzema che la mette dentro per Zielinski. Guaiu, ragazzi, Benzema ancora, ottima la palla di Zielinski dentro per Politano. Io dopo devo andare a vedere Beriscia quanto ha preso, ma soprattutto quanti tiri ho fatto nello specchio della porta. Parte il Torino, attenzione qui, buco centrale. Dacci litica che fanno un tiro e ci rimango malissimo. Ancora Kvaratskhelia, ancora dentro per Zielinski. Ve lo giuro, sono senza parole. Tra qui Fagioli che ha giocato un'ottima partita. Ancora qui la palla dentro per Zielinski. Se non c'è il portiere la prende il difensore. Voglio questa partita da ufficio inchieste. Devo prendere gol dal Torino no, voglio, se lo prendo ora, ve lo giuro, stacco la PlayStation. Ma io stavo prendendo gol alla fine questa partita non la commento, ovviamente. La faccio commentare a voi nei commenti perché è giusto che sia così. Poi cosa importante, grazie mille per i commenti che state lasciando sotto i video, perché Stefano Russo mi ha detto effettivamente come si cambia il numero di maglia di un giocatore. Grazie mille, si va in Abrosa, cambia numero maglia, gli togliamo la 10 ovviamente. Se non erro, lui nella realtà c'ha la 37. Se mi volete far cambiare qualche altro numero di maglia, fatemelo sapere ovviamente nei commenti. Poi invece per quanto riguarda i trasferimenti, mi è stato consigliato da Anto Rocco, sempre nei commenti, Gavi, 17-18 anni, ovviamente lo conosco. Chiedi di seguire e aggiungi a preferiti. Arrivati a sto punto, ragazzi, c'è Lecce-Napoli. Io vi dico la verità, la simulerei. Faccio simulazione veloce sperando che Guaiu, cioè non mi perdano contro il Lecce, perché è la prima volta che simulo, tra l'altro. Poi dicono che io quei partite finita 1-1, cioè perdiamo punti così, capito? Quando io non mi gioco le partite è un peccato, io perciò me le gioco tutte quante, però mi rendo conto che non è che mi posso giocare tutte le partite di campionato e di Champions, almeno una mi facete un attimo a riposare. Dai, ci giochiamo l'ultima partita effettiva di questo episodio contro l'Hellas Verona. Benzema dall'altra parte, bene la palla per Anghissà, 1-0. Zambo Anghissà, dopo 3 minuti andiamo così, viene buttato a terra e attenzione qui, molto più veloce l'attaccante del Verona. Ma che gol è? Che palla, ma è incredibile, guarda, un contropiede, a parte che non me l'aspettavo, ma d'angolo battuto, Lazovic, la palla dentro, addirittura Mario Rui che la salva sulla linea per Adama Traoré. Mamma mia, se ne va molto bene Adama Traoré davanti al portiere, la mette dentro e arriva il gol di Giacomo Raspadori. 2-1, un'ottima strada per lanciare Adama Traoré. Traoré è davanti al portiere, Traoré la mette dentro, autogol, 3-1. Bella palla recuperata qui da Raspadori. Ancora Benzema, la palla dentro per Karim Tetrim, che la piazza e non ci può arrivare il portiere. Siamo 4-1 al 40esimo. Calcio d'angolo, Henry la mette dentro, la palla resta lì. 4-2 per il Napoli. Il Verona rientra così anche parzialmente in partita. Faraoni al 69esimo. Io vado comunque alla simulazione, ragazzi, vado al risultato, ok, 4-3. Ah, il Milan qui ha vinto il derby, si è girato Giroud. Allora poi vorrei andare a vedere un attimo la classifica qui. Noi siamo al secondo posto a 5 punti dietro i Rangers.
Rangers, magari sta classifica. E vabbè, vorrà dire che la prossima contro l'Ajax, che è il fanalino di coda, la dobbiamo vincere. Finisce qui, voglio anche il 7° episodio della carriera allenatore. Come avete visto, comunque in classifica in Champions non stiamo messi male. Mi dispiace solamente per aver pareggiato quella partita con l'Ajax alla fine, ma ci rifaremo nel prossimo episodio, nell'8º. E mi dispiace anche per quell'1-1 con Lecce. Ho simulato una partita in vita mia e l'hanno pure pareggiato. Vabbè, comunque sta andando abbastanza bene. Io vi chiedo di lasciare sempre un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, supportatemi e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao aiù e sempre Forza Napoli.